Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, martedì 1 febbraio. Chioggia è tra le 10 finaliste per il bando che porterà alla scelta della capitale italiana per la cultura per il 2024. Da ieri c'è fibrillazione sui social mista tra conferme e incredulità, un risultato già di per sé importante in quanto fa crescere nella cittadinanza la consapevolezza che Chioggia è una bella, importante e coinvolgente città, ciò che più conta a portata d'uomo. Non una città da guardare, ma una città da vivere che ti accompagna a scoprire i suoi luoghi più belli, attorniati dalle persone che la vivono. Il 3 e il 4 marzo ognuna delle 10 città discuterà il proprio dossier davanti a una giuria da remoto in videoconferenza. Le altre città che hanno superato il primo step sono in ordine alfabetico: Ascoli Piceno, Grosseto, Mesagne, Pesaro, Sestri Levante il Tigullio, Siracusa, Unione degli Comuni Festum, Alto Cilento, Viareggio e Vicenza. L'audizione di Chioggia sarà tra le 10:15 e le 11:15 il 3 di marzo. Congratulazioni arrivano alla città, all'amministrazione e al gruppo promotore da tutti coloro che hanno vissuto questa avventura, chi appoggiandola, chi gufandola. Per la prima volta ci sono 2 città venete, afferma orgoglioso il presidente della regione Luca Zaia, asserendo che ciò dà dimostrazione del patrimonio culturale della regione, sottolineando l'importanza di entrambe nel panorama regionale in cui si distinguono per le loro ricchezze e le loro unicità. Anche il ministro D'Incà afferma che la presenza delle 2 città sia motivo d'orgoglio per l'intero Veneto, entrambe luoghi di forte attrazione turistica, come testimonia per Chioggia l'articolo riportato sul New York Times. Importante, conclude D'Incà, dare loro il giusto valore. Il presidente di Gebis, Gianni Boscolo Moretta, ha voluto ringraziare chi ha creduto all'iniziativa a partire dal gruppo promotore, a tutte le categorie che hanno appoggiato il progetto. Ora si deve rimanere concentrati per il risultato finale, ha affermato. A prescindere dal risultato, ciò creerà un eco importante per tutto il territorio, adesso e per gli anni futuri. Il presidente di Ascom, Alessandro Darè, si dice soddisfatto e orgoglioso. Qualsiasi sia il risultato finale, dobbiamo sfruttare al massimo questa opportunità e il grande volano che si creerà per la nostra città. Anche da parte di Darè un grande applauso al gruppo promotore che ha lavorato con convinzione coinvolgendo la città. Leonardo Ranieri, presidente di Cisa Camping, dopo aver ringraziato chi ha lavorato per ottenere questo risultato, ha affermato che entrare nella top 10 è motivo di orgoglio, sollecitando per farci trovare pronti con le infrastrutture per accogliere il turista durante tutto l'anno. Sulle pagine Facebook le congratulazioni provengono da più parti. Adesso si deve cominciare a darsi da fare per il secondo step. Ieri in centro storico c'è stata un'importante fuoriuscita di gas dal cantiere nei pressi del municipio, dopo che una benna ha urtato un tubo del gas, causando momenti di forte preoccupazione per il pericolo di scoppio. C'è stato l'immediato intervento dei vigili del fuoco coadiuvati dalla polizia locale, che ha isolato una parte del corso tra il municipio e la piazzetta Granaio. I vigili del fuoco hanno tamponato subito la perdita e in breve tempo sono arrivate le squadre dei tecnici del gas che si sono messi subito all'opera per mettere tutto in sicurezza ed erano ancora là nella serata. Il cantiere, che da più settimane vede interessate molte squadre di operai e notevoli macchinari nell'immediato contesto del municipio, a ridosso anche di piazzetta Granaio dove è avvenuto l'incidente e nella parte confinante con Canalvena, è dovuto allo spostamento della cabina Enel che è ubicata in Calle Manfredi. Dopo anni di controversie legali con una famiglia confinante, la società elettrica sta spostando la centrale elettrica in un locale del municipio. Si tratta di un intervento di notevole importanza che assicurerà sicuramente un notevole ammodernamento della rete e di conseguenza un miglioramento della qualità dei servizi elettrici. Un allarme viene lanciato da Federpesca e riguarda il caro gasolio, un allarme che la categoria dei pescatori aveva già lanciato un mese fa nel momento in cui si erano accorti dell'aumento del carburante alla pompa.
Rispetto all'anno scorso il gasolio è aumentato del 60% e mette letteralmente in ginocchio l'intera categoria. Non diventa più conveniente uscire in mare. La spesa di un peschereccio per quanto riguarda il carburante può variare a seconda della capienza dei serbatoi da circa 10.000 a 15.000 euro. Il gasolio è la spesa che incide maggiormente sui costi, afferma Elio dall'Acqua Armatore, ma anche le cassette di polistirolo in cui va stipato il pesce sono aumentate di prezzo. Ancora 3 mesi fa ora costano 80 centesimi a cassa. Ci sono poi le spese mangiativa, il ghiaccio, tutte le altre spese che si devono affrontare settimanalmente. Il caro gasolio riguarda tutte le attività a 360 gradi. I costi dell'energia stanno provocando aumenti in tutti i servizi e su tutti gli scaffali, ma nel settore della pesca rappresenta una delle voci più incisive sulla colonna costi, facendo diventare il lavoro non più sostenibile. Ciò può avere importanti e sensibili ricadute sull'occupazione e nell'approvvigionamento, soprattutto se lo si associa alla diminuzione delle giornate di pesca e alle attuali ripercussioni sugli Horeca causate dall'emergenza Covid. La maggior parte degli armatori ritiene non più remunerativo uscire in mare, sostiene Roberto Penzo Tanfa, armatore. Non è più conveniente. Questo potrebbe mettere in gravi difficoltà centinaia di lavoratori nel settore, se non tutta l'economia locale. Federpesca chiede al governo di attivarsi, di prendere provvedimenti per mitigare l'impatto che questa nuova crisi potrebbe riflettere nella società attuale. Se non fossero presi provvedimenti, molte unità da pesca resteranno a breve attraccate in banchina. Ciò potrebbe favorire l'importazione di prodotto straniero per riempire il vuoto lasciato da quello italiano sulle nostre tavole. Alla Pegaso in cartoleria attiviamo lo SPID, il sistema di identità digitale, in modo molto semplice. Basta venire in negozio muniti di carta d'identità e tessera sanitaria in corso di validità, un cellulare con una mail valida all'interno, 10 minuti di tempo e 13 euro. Facciamo tutto noi, dall'inizio alla fine. Inoltre inviamo un tutorial per chi vuol cambiare la password temporanea che gli arriverà in autonomia. Il provider che utilizziamo è Namirial e non serve appuntamento. Dalle 8 in poi potete venire a qualsiasi ora di apertura del negozio. Vi aspettiamo. 4. Una crisi come questa, a causa del caro gasolio, si è vista nel 2012, quando uno sciopero ha visto tutte le categorie unite, riuscendo a portare a casa un risultato. Sciopero che non si può escludere a priori, ma che per avere successo dovrebbe vedere molta più coesione nel comparto. Su un quotidiano del gennaio 2012, La Nuova, venivano riportate notizie sui disagi dovuti al costo dei carburanti che aveva provocato scioperi tra la categoria dei camionisti, a cui si erano aggregate le proteste dei pescatori. A gennaio del 2012 i pescatori di Chioggia avevano depositato presso la Capitaneria di Porto tutti i ruolini d'equipaggio delle loro unità da pesca, dichiarando così che non avrebbero salpato. La volontà era chiedere la cassa integrazione. Al tempo erano altre le misure restrittive imposte dalla Comunità Europea, dal divieto di pesca entro le 3 miglia, alla licenza a punti, all'introduzione dell'IVA sul gasolio, all'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e all'aumento del prezzo del gasolio che all'epoca era arrivato a 78 centesimi e mezzo al litro. Quel gennaio una delegazione di pescatori chioggiati aveva partecipato a una protesta a Roma, subendo anche la carica della polizia che voleva intervenire per bloccare il lancio di petardi da parte di alcuni pescatori delle marinerie del sud Italia. Chi ci andò di mezzo fu proprio Roberto Penzo Tanfa, che si prese una manganellata sulla testa. Il clima era pesante allora come sta diventando pesante oggi. Verrebbe da fare un parallelo con la situazione attuale. Dopo che la Regione Veneto ha incluso nei giorni scorsi altri comuni nel distretto turistico del Veneto orientale, si è sollevato lo sdegno di chi ha sentito escluse le città di Chioggia e di Rosolina, lamentando una scarsa considerazione del territorio da parte della Regione Veneto. Su questa linea le considerazioni del presidente Ascot Giorgio Bellemo. A suo sostegno è intervenuto immediatamente il consigliere Montanariello PD, il quale si fa portavoce del disagio, chiedendo al presidente del Consiglio Luca Zaia motivazioni su questa decisione ingiustificabile e gravemente penalizzante. Nell'affermarlo, Montanariello ha tirato in campo le promesse elettorali delle Destre Unite, le quali, parlando di filiera leghista, avevano promesso che le cose sarebbero cambiate. Sottolinea il consigliere un cambiamento in peggio, ritenendo inaccettabile che Chioggia e Rosolina vengano escluse da questa azione importante che non andrebbe accettata in modo passivo.
Per queste motivazioni Montanariello chiede al sindaco Armelau di intervenire, definendo una bufala l'efficienza della filiera leghista. A rispondere a Bellemma Montanariello è intervenuto il consigliere regionale leghista Dolfin, il quale si chiede ai due da quando Chioggia e Rosolina facciano parte del Veneto orientale. Fanno parte entrambe dell'area del litorale veneto, ma ci sono sostanziali differenze, di cui, afferma Dolfin, proprio Montanariello dovrebbe essere a conoscenza. L'area del litorale, di cui Chioggia fa parte, ha visto tenersi proprio a Chioggia la conferenza dei sindaci, con la presenza dell'assessore regionale Calzavara e dell'eurodeputata Rosanna Conte. Nell'occasione erano stati discussi temi essenziali sul PNRR, Bolkestein e incentivi per il turismo. Il motivo per cui Chioggia e Rosolina non sono state inglobate nel distretto turistico del Veneto orientale, continua Dolfin, è semplicemente perché non fanno parte del Veneto orientale. Non sono similari nelle aree che comprendono le città della costa nord-orientale, ma presentano similitudini con le aree del Delta del Po. Insieme a queste si potrebbe creare un simile distretto, ma che unisca realtà che abbiano punti in comune, valorizzando e promuovendole. Per quanto riguarda il distretto del Veneto orientale, se ne è incominciato a parlare nel 1993 e le norme che lo riguardano sono state modificate nel 2020, con l'introduzione di altri comuni a quelli già appartenenti. L'area del Veneto orientale comprende i seguenti 22 comuni: Annone Veneto, Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cintomaggiore, Concordia Sagittaria, Raclè, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Levenza, Arteglio Veneto e Torre di Mosto. Per questi ogni anno entro il 30 giugno la Giunta regionale predispone criteri e modalità per l'erogazione di contributi, comuni comunque che si trovano nel territorio nord-orientale della provincia di Venezia. Ieri alle 5:40 circa la sala operativa della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Chioggia, ha ricevuto una segnalazione da parte del motopeschereccio Olympus, che si trovava in mare per pescare a circa 10 miglia nautiche dal porto di Chioggia. Veniva segnalato un marittimo cinquantenne colto da improvviso malore che lamentava forti dolori al petto. Non appena ricevuta la notizia, la Capitaneria di Porto, UCG di Chioggia, ha allertato l'equipaggio della locale motovedetta SAR CP 826 e il 118 per far giungere un'ambulanza presso la banchina di Piazza Vigo. Ha quindi disposto l'immediata uscita in mare della motovedetta SAR per il trasbordo e il trasporto a terra del malcapitato. Contemporaneamente la sala operativa ha cercato di far mettere in contatto con il peschereccio con il personale medico del CIRM, ma senza ricevere risposta dal comandante dell'Olympus. La motovedetta SAR CP 826 ha intercettato il peschereccio alle ore 6:30 circa, a circa 6 miglia nautiche dal traverso del porto di Chioggia, e ha provveduto al Medevac del marittimo, così si chiama il servizio di trasporto di una persona ferita per prestare le cure mediche necessarie. Raggiunta la banchina d'ormeggio alle 6:50, la motovedetta ha affidato il malcapitato alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto del paziente all'ospedale di Chioggia. Sui commenti al post che segnalava il fatto c'era chi si chiedeva: e se il Mose fosse stato sollevato? Perché avevo visto questo negozio aperto già da un po' di tempo, ero passato un po' di volte ma sono sempre in corsa, poi ogni volta che vengo qua c'è una sirena che passa e quindi sono scappato.
e quindi sai, noi cerchiamo notizie. Porti fortuna, dai. Però sono riuscito a entrare l'altra volta, ho visto qui un sacco di caramelle, tante anche tutte le mandorle caramellate, tutte queste cose qua, sì. E so che ci sono anche tante offerte. Ci sono anche tante offerte, sì. Beh, adesso abbiamo dei panettoni, gli ultimi pezzi proprio li abbiamo messi a 10 euro, ma abbiamo noi di solito dei panettoni con lievito madre, molto molto buoni, di pasticceria di livello. Poi abbiamo anche questa offerta fantastica secondo me, perché vai a risparmiare. È una candy box, praticamente sono 1,2 kg di caramelle, 12 gusti assortiti a vostra scelta, potete scegliere, e costa solo 18,90 euro, quindi al posto di 2 euro letto andreste a risparmiare sui 5 euro, quindi diciamo un bel risparmio, e anche comunque oltre al risparmio una bella sorpresa, anche una bella così per fare un po' di colore su queste giornate un po' grigie ultimamente, ecco, si può sposare bene, ecco, anche per i bambini. Quindi chi vuole tirare sul morale viene qua, caramelliamo, e ha questa montagna di caramelle per sole? Ecco, per soli 18,90 euro. Da una settimana è stato organizzato un nuovo punto tampone in Val d'Ario, una tensostruttura a cui si accede direttamente a bordo del proprio veicolo, sito che avrebbe dovuto sostituire in toto il punto tamponi che si trova nell'area dell'ospedale civile. In questo momento le due strutture sono entrambe attive. Quella dell'ospedale sta riducendo l'attività fino a quando verrà interrotta totalmente per essere trasferita in Val d'Ario. L'afflusso di utenti, ora che le strutture sono due e lavorano momentaneamente affiancate, è molto più fluido e scorrevole, provocando così minori disagi a chi ne usufruisce, tempi minori per poter effettuare il tampone e avere l'esito. Diminuito il numero di dosi di vaccino che vengono somministrate al lab in Val d'Ario dalla sede ASPO, si è passati dalle 500 e oltre alle 300 attuali, mentre oggi diventerà obbligatoria la vaccinazione per gli over 50, i quali, se non vaccinati, non potranno recarsi al Valoro, rischiando il posto. Si tratta di una situazione che prevede molte richieste di aspettativa. Nuovo orario per il punto vaccino, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20, mentre martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 8:30 alle 14. Da oggi tutti i negozi, tranne quelli che forniscono i prodotti essenziali, saranno costretti a richiedere l'esibizione del Green Pass per poter far accedere la clientela all'interno. Una misura molto contestata in quanto impegnativa a livello gestionale per le piccole attività, che spesso hanno solo un addetto alla vendita che da oggi dovrà alternare l'attività di commerciante a quella di controllore alla porta. Allora, stiamo parlando di qua di Elisa. Ciao, Elisa, benvenuti. senti, togli della mascherina, dai, tanto io ho questa FP2, siamo di tanti, dai, io vabbè. sono super vaccinata. Intanto complimenti col video che ti abbiamo fatto, hai fatto un successo enorme, bisogna che ti utilizziamo qualche altra volta per qualche altra cosa. Ho visto, grazie, anche merito vostro, sono contentissima e anche perché ho visto i dati, i numeri, sono super contenta. Adesso mostraci uno dei tuoi articoli. Volevo presentarvi un articolo che noi teniamo da Lily Bijou, che è la collana del momento, la collana nome, in questo caso è il mio nome perché me la sono presa per me. Però se qualche cliente, visto che va di moda, ha bisogno di una collana con il nome suo, basta che mi contatta nei vari social, Messenger, WhatsApp o in direct, e io giro il nome al fornitore e in 2 o 3 giorni la collana arriva. Ci tengo a dire che è in acciaio inossidabile, quindi uno può andare al mare, uno può andare, che rimane sempre bella, se vuoi riprenderla di nuovo, è molto bella. E quindi ha un prezzo, lo posso anche dire, questa collana costa 25 euro e devo dire che è prezzo qualità ottimo. E niente, per qualsiasi informazione contattatemi pure in privato, insomma. Tanto ti ringrazio ancora perché grazie a te il mio negozio comunque sono arrivate persone nuove. E spero sempre di più, man mano che quando vuoi passa, sei ben accetto e niente. Grazie. Grazie a te.
Domenica scorsa il gruppo dei Green Bay si è ritrovato a ripulire le spiagge di Sottomarina in una trentina di persone raccogliendo 34 sacchi di plastiche. Le spiagge di Sottomarina durante la stagione invernale si riempiono costantemente di residui trasportati continuamente dal mare e depositati dai moti di marea. Durante la stagione balneare sono i trattori dei concessionari a ripulire dopo le mareggiate, ma durante la stagione invernale i rifiuti invece si accumulano. Adesso che si apre la buona stagione, le associazioni ambientaliste inizieranno a organizzare le operazioni di pulizia nelle location un po' più fuori mano. Verranno informati chi vorrà partecipare attraverso i social. Ultimo report dell'emergenza Covid della ULSS Tre Serenissima il 28 gennaio mostra un calo di positivi, a Chioggia attualmente sono 2.593. Stabili ricoveri in area critica, in calo leggero in area non critica, in calo anche sia i tamponi molecolari che antigenici. Sono in calo le somministrazioni delle prime dosi, in leggera crescita le seconde, in calo le dosi booster. Ora il sentire popolare sembra essere abbastanza sfiduciato nei confronti dell'utilità di vaccinarsi, dato che le misure vengono applicate anche a chi ha la tripla vaccinazione. La mascherina, l'eventuale DAD, anche se più breve, sono misure che chi ha la terza vaccinazione comincia a vedere limitanti. Alcuni non parlano più di malattia pandemica, ma di malattia endemica. Potrebbe significare che l'impatto sulla società comincia a essere meno devastante. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 1 febbraio, è la farmacia Kutulakis in Rivavena. Io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti, mi raccomando col Green Pass.